Sprazzi di normalità in Serie D perché si riprende a giocare normalmente su tutti i campi, anche se c'è poco di ordinario in un derby ligure tra due delle formazioni con più storia del nostro calcio come Sestri, Levante e Vado. Rossoblu corsari che non solo sono imbattuti in casa ma che al Sivori hanno vinto tutte le gare della stagione. Vado che da qualche giornata ha inserito la marcia sportiva e i cui 8 punti in campionato nelle 9 gare fin qui disputate rappresentano un ottimo tesoretto per la salvezza. In campo per i ponentini l'ultimo arrivato Stefano D'Agostino, l'ex Ligone ha il compito di innescare i giovani Boiga ed Antoni. È il Sestri però che parte fortissimo e già dopo 2 minuti un tiro di Selvatico dal limite fa correre un brivido lungo la schiena di Luppi che al 9° minuto compie un intervento a dir poco prodigioso sulla botta al volo di Cirincione. È un bambino coi baffi il volo dell'ex portiere del Ligorna. Un primo quarto d'ora decisamente forte dei padroni di casa si conclude con la scorribanda di Croci che, partito sul filo del fuorigioco, rientra e cerca la porta da posizione defilata. Di qui in poi la gara scema leggermente nei ritmi e il Vado ne approfitta. Punizione dalla tre quarti spizzata a centro aria, sulla sfera era Pace, il classe 2002 Riccardo D'Antoni e i ponentini alla prima vera occasione della partita passano in vantaggio. Subitanea ma isolata la reazione dei padroni di casa perché 1 minuto e mezzo dopo Cirincione alla palla per il pareggio, l'esterno poco convinto del numero 11 però anche l'ultimo squillo di un primo tempo che si conclude col vantaggio vadese. Nella ripresa bisogna aspettare un quarto d'ora per vedere una vera e propria reazione dei padroni di casa. Tra il 15° e il 24° però gli uomini di Ruvo creano 3 occasioni mastodontiche. Ci prova prima Selvatico dalla distanza, Luppi respinge Buso, si vede murato il tappin, poi c'è un altro intervento mostruoso di Luppi su colpo di testa praticamente a botta sicura da Andia Croci. Infine ci prova Buso che si crea bene lo spazio per il tiro ma non c'entra lo specchio, seppur di pochi centimetri. Sembra il massimo sforzo prodotto da Sestri perché non succede nulla per un quarto d'ora abbondante. Al 35° però Croci lavora un pallone in area vadese come il più efficace dei centroboa. Il suggerimento per Buso è qualcosa di più che un invito a nozze. Il numero 10 risponde sì lo voglio e il suo tocco di piatto termina la sua corsa in buca d'angolo per il meritato pareggio corsaro a 10 dal termine della gara. La partita sembra trascinarsi verso un natalizio pareggio. Al 42° Matteo Dini di Città di Castello allontana Alberto Ruve, sembra davvero che sia tutto e invece su uno degli ultimi palloni del match messi in area da Cirincione sugli sviluppi di un corner spunta ancora una volta Nicolò Buso che ci fa conoscere un articolo nuovo del suo sconfinato bagaglio tecnico perché con la testa il numero 10 batte Luppi, completa la rimonta e tiene viva la legge del Sivori. Buso che però macchia indelebilmente la sua prestazione da fenomeno quando alla ripresa del gioco letteralmente falcia un avversario incappando nel secondo giallo e quindi in un inevitabile cartellino rosso, rischiando anche di compromettere la vittoria dei suoi perché all'ultimo possesso il tiro di D'Antoni è respinto ma dal suo compagno. Vince il Sestri che continua il suo percorso netto al Sivori. Vado che torna a casa con tante consapevolezze ma con 0 punti.